Maria, Maria. I suoi insegnamenti con tanti miracoli che confermano i suoi insegnamenti, però il suo scopo è questo. Vuoi farci conoscere Cristo perché abbiamo a diventare degli innamorati di Cristo. Ecco allora, miei cari, San Marco ci presenta il Cristo e ce lo presenta anche nel suo Vangelo quei 16 capitoli, perché anche lui vuole che noi attraverso la conoscenza del Cristo arriviamo a fare la nostra professione di fede, quella professione di fede che ha fatto San Pietro, e poi quella professione di fede che ha fatto quel soldato pagano ai piedi della croce quando ha visto Gesù morire: tu sei veramente il figlio di Dio. Ecco allora, miei cari, noi siamo qui a contemplare Gesù, come ce lo presenta proprio San Marco. San Marco, miei cari, è bello, guardate. Io vado avanti come sacerdote nella mia vita, io ho capito che è bello parlare di Gesù, è un'avventura molto importante, ma anche ho capito, miei cari, che Gesù è il problema dei problemi nella vita dell'uomo, nella vita del cristiano. Cristo è il problema dell'uomo, il problema dell'umanità, per cui ecco si tratta di risolvere questo problema. Noi abbiamo tanti problemi. Il problema anche della paura oggi, la paura dell'insicurezza, la paura di queste incertezze in cui viviamo in questa nostra società. E allora ecco allora che Cristo è il problema e a Lui, miei cari, che noi dobbiamo fare il nostro gesto di fede. È Lui, miei cari, che ci aiuta a risolvere il problema nostro, il problema anche e soprattutto della nostra salvezza. È bello allora come San Marco, dopo di averci presentato Gesù, anche lui battezzato, che si mette in fila assieme agli uomini come un peccatore come tutti, ebbene è Gesù che si fa battezzare come per dire che lui è venuto a prendere su di sé i nostri peccati e le nostre miserie. Ebbene allora, in quella scena del battesimo c'è quella teofania. Il Padre che appare anche lui nella ombra, il Padre che dice tu sei il figlio mio prediletto, poi quella colomba che scende su di lui. E che cosa devono fare il Padre e lo Spirito Santo? Vengono a confermare Gesù, vengono a collaudarlo, a dirgli adesso puoi cominciare alla salvezza, a predicare, a iniziare il tuo ministero di salvezza dell'uomo. Ecco allora San Marco ci presenta Gesù, esce dalla Galilea, da Nazareth, quasi dà un saluto alla sua mamma e si presenta proprio in una relazione pagana, un popolo che vive nelle tenebre e ha visto una grande luce. Questa luce è il Cristo, Cristo che comincia a predicare e dice il tempo è compiuto, il regno di Dio è qui, è presente, convertitevi e credete al Vangelo. E cari, ecco allora Gesù, miei cari, che inizia il suo ministero. E quindi Gesù, miei cari, che incomincia il regno di Lui, che viene a realizzare il regno di Dio. Il Padre infatti ha mandato proprio per questo. Ed è bello questo, vedete, la caratteristica della nostra fede e della nostra religione è proprio qui. Un Dio che viene a noi, un figlio che è mandato dal Padre. E miei cari, questa caratteristica di Dio che viene non la troviamo in nessuna religione. Tante volte voi avete sentito anche da noi preti che le religioni sono tutte buone, sono tutte uguali. No, è vero, sapete. Non c'è nessuna religione in cui vediamo che Dio manda il suo figlio su questa terra. E per venire su questa terra, ecco,
Gesù ha bisogno di una donna, la Vergine Santissima. È bello, miei cari, tante volte noi, anche noi preti, abbiamo male delle donne, ce ne mettiamo di tanti di tutti i colori, però noi vediamo come Dio ha rispettato la donna. Quanto rispetto, quanta venerazione Dio ha avuto per la donna. Dio che se l'ha portata nella sua famiglia nel segno della Santissima Trinità. Ecco allora Dio ha mandato suo figlio e per venire a noi ha avuto bisogno di una creatura, la Vergine Santissima. Miei cari, è la Vergine Santissima che ci porta a Gesù. Allora ecco che San Marco ci aiuta anche lui a capire quello che è il problema di Dio, il problema di Gesù. Gesù che è venuto a salvare gli uomini con la sua predicazione, con i suoi miracoli, però vedete Gesù a un certo momento della sua vita ha trovato le sue difficoltà, ha avuto anche lui la sua crisi. Si è visto a un certo momento rifiutato dai capi del popolo, dai capi religiosi, contestato, addirittura anche le folle, dopo che Gesù aveva parlato per parabole, le folle non lo capiscono, se ne vanno, lo che piangono da solo. Allora ecco Gesù c'ha un momento difficile e si domanda che cosa sarà di questi miei apostoli che io ho scelto, questi 12, rimarranno fedeli quando io dovrò seguire la passione della croce, quando io sarò portato all'insulto del Calvario. Ecco allora che Gesù prende i suoi discepoli e li porta in un luogo solitario. È lì che Gesù dei cari rivolge una domanda agli apostoli, ma tutti si domanda: che cosa dice la gente di me? Che cosa pensa? E quindi gli apostoli dicono tutto quello che la gente dice, tante cose belle, tante cose entusiaste, la gente è contenta di Gesù. E poi, dopo di aver sentito i pareri della gente, Gesù si rivolge agli apostoli e dice: e voi, chi dice che io sia? Che sono io. E Pietro, a nome di tutti, ecco miei cari, dice: tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente. Ecco, Pietro che esprime la fede in Gesù, la fede della Chiesa, Cristo che è Dio, è il mandato, il figlio di Dio mandato su questa terra. Ed è bello allora, miei cari, chi è il Cristo? È quello che noi dobbiamo domandarci anche noi in questa novena in preparazione alla festa della Madonna. Chi è il Cristo per te? Perché San Marco ci presenta il Cristo che rivolge questa domanda mentre Gesù è sulla strada, mentre Gesù cammina. E quindi è una domanda che rivolta a tutti, anche a noi: chi è il Cristo per te? Chi è il Cristo per ciascuno di voi? Chi è il Cristo per me come sacerdote? E allora, miei cari, in questa novena, attraverso l'ascolto della parola di Dio, dobbiamo saper dare una risposta. Anzitutto, vedete, Cristo chi è il Cristo? Cristo è Gesù morto e risorto, Gesù vivo, Gesù che è presente in mezzo a noi. È bello allora, miei cari, sentire in questo momento la presenza di Cristo vivo in mezzo a noi. Avete questa concezione, questa sensibilità, questa certezza che Cristo è vivo in mezzo a noi? Tante volte perché le nostre celebrazioni non sono sentite, non sono entusiaste, non sono piene di fervore, non ci mandano via piene di entusiasmo anche dalla Chiesa, perché è difficile, non abbiamo capito chi è il Cristo, Cristo che è vivo, che è presente in mezzo a noi. E che cosa vuol dire Cristo vivo? Cristo è qui presente col suo corpo, in una maniera straordinaria, un corpo che col cuore che batte, con degli occhi che ci guardano, come sono vivo io che parlo a voi, come siete vivi voi che ascoltate me. Cristo è presente, ecco, Cristo è vivo, per cui ecco allora Cristo è l'unità
cosa singola. Cristo è una cosa straordinaria, per cui non c'è nessuna imitazione del Cristo, per cui anche i capi delle religioni, Buddha, Maometto e tutte queste persone, ebbene, non sono vive, sono morti. Cristo è vivo, per cui ecco la ragione per cui noi siamo qui in Italia. Cristo è presente in mezzo a noi, quindi Lui che parla, Lui che ci ama, Lui che crea la comunione in mezzo a noi, per cui miei cari, ecco, dobbiamo sentire questa presenza di Cristo e allora sapere andare a casa, ecco, dopo la celebrazione della Santa Messa, con un certo entusiasmo, con certo gioia di sentirci amati da Cristo, di sentirci cristiani, di sentirci far parte di questa comunità di fedeli, di cristiani, di questa chiesa di bianco, per cui miei cari, ecco, sapere allora prendere quello che è lo stile di Cristo. Cristo che ha detto chi mi segue deve prendere la sua croce. Cristo che ha detto chi vuole vivere, chi vuole avere la vita deve perderla. Ecco, questo è lo stile di Cristo, questo è quello, miei cari, che impareremo in questa novena alla Vergine Santissima, a seguire Cristo, ad amare Cristo e a fare quello che Cristo vuole da ciascuno di noi.